A chiedere chiarezza sono i familiari che hanno presentato un esposto. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Padova sulla morte di Matteo Sartori, 33 anni, originario di Piove di Sacco ma residente a Fossone, il veneziano. Il giovane era in vacanza con la fidanzata Sonia Marcato, assessore del comune di Correzzola. Si stavano godendo una crociera sul mare Adriatico quando è piombata su di loro la tragedia. Era salito in cabina durante la cena di gala dopo essersi tagliato, forse per un malore. Nel tragitto il giovane ha battuto violentemente la testa. Portato in ospedale a Durazzo, in Albania e poi da lì a Tirana, dopo alcuni giorni Matteo Sartori è stato trasferito su insistenza dei familiari all'ospedale Sant'Antonio di Padova, dove è morto una settimana fa. Sui soccorsi e sulle cure ricevute in Albania la famiglia vuole vederci chiaro. Gli inquirenti si stanno già muovendo. Chieste le cartelle cliniche, sarà sentita l'hostess straniera, la prima a soccorrere Matteo sulla nave da crociera.